Le nutrie non sono un problema, cioè come ha detto Zai. La nutria non c'entrano niente, sono stati la nutria ha distrutto la nutria ha distrutto fossi e canali ovunque in Veneto. Allora sai che è la colpa a questo punto? Allora, di chi ha portato la nutria qua, che non era un animale, è stata mollata. Fermo, vabbè. Dimostri, la nutria deve essere sterminata. Sei anche in commissione ambiente, va bene. Vediamo chi parla a voce più alta. Però mi dice una cosa, no, io vorrei che non funzionasse così. C'è un piano di eradicazione delle nutrie del 2021 fatto da Zaia. Allora se Zaia si preoccupa e dice che è colpa delle nutrie, vuol dire che Zaia ha fallito, non sa fare nemmeno l'eradicazione delle nutrie. Perché adesso le nutrie allora, possono uccidere soltanto le stesso, anche se come allora anche adesso le nutrie non si capisce. Francis, lo fermi, lo capisco. Ho capito, però se mi fa dire una cosa, perché adesso è chiarissimo quello che ha detto. Così non si capisce nulla, cioè non arriva neanche il messaggio diciamo di questo confronto. Però cosa dice Zanoni che è interessante? Zai ha fatto un piano nel 2021 di eradicazione completa e questa cosa evidentemente non l'ha applicata. Dice Formaggio, adesso tocca a lei, che qui adesso lo possono fare solo le guardie, diciamo chi è titolato e intervenire, catturarle, quel che è. Quindi cos'è? Caccia aperta alle nutrie? Dice che tutti i cacciatori possono uccidere, devono arrivare a poter uccidere le nutrie. Treviso, Castelfranco, Torre di Quartesolo l'abbiamo visto adesso. Questa notte sono andati sotto acqua. Bene, non c'entrava la pulizia dei fiumi, non c'entravano le nutrie, non c'entravano gli alberi dei fiumi, non c'entrava l'escavazione dei fiumi, erano bombe d'acqua. Bombe d'acqua perché il clima è cambiato, l'Adriatico è più caldo, c'è più umidità e ci arriva più acqua. Sono i cambiamenti climatici, quindi è inutile trovare sempre una scusante. Non c'è nessun cambiamento climatico e non c'è nessun problema. Volete esasperare le persone. Siamo arrivati al punto che dobbiamo andare via con la macchina elettrica, dobbiamo deindustrializzare l'Europa. Siamo gli unici coglioni che aboliranno entro il 2030 il motore diesel, mentre gli altri mezzo milione di persone in Europa, gli altri 7 miliardi e mezzo, 8 andranno avanti a inquinare e a fare quello che vogliono. Ma come fai a salvare il mondo facendo l'ambientalista solo tu, Nemo? Dai.